It's been a great experience and a bit challenging because I'm a student and a mom, but I've gotten a lot of help and support that has made this journey very doable. So I'm managing now to be a student. I have help with the baby. Even when I just gave birth, I received help from the professors, allow me to take online classes, and with the support, everything has become possible to do. It's incredible because being a refugee and studying with other people and being in the same class, given the same opportunity, it's something I'm grateful for, and I wish other refugees also can get a similar opportunity to be in such places. È un'iniziativa importante, un'iniziativa che pone l'Università di Verona all'interno di una rete di partner internazionali, nazionali e locali, e iniziativa che ha lo scopo di sostenere talenti di studenti e studentesse, rifugiati e rifugiati, creando un vero e proprio corridoio universitario sulla base del modello dei corridoi umanitari e che quindi consenta proprio a questi studenti e studentesse di poter proseguire i loro studi in una laurea magistrale del nostro Ateneo ed inserirsi nella vita della città. È un qualcosa che si sta costruendo man mano, che stiamo anche cambiando man mano, perché si impara facendo, soprattutto nel coordinare realtà come queste, che sono realtà comunque molto complesse, che richiedono professionalità, che richiedono un impegno. Unicore fa parte di un progetto più ampio per favorire l'accesso all'istruzione universitaria di titolari di protezione internazionale richiedenti asilo. Questo piano d'azione prevede veramente una collaborazione grande e quindi per me è un grande piacere, un grande onore far parte di questa progettualità. Divine rappresenta proprio il raggiungimento di questo obiettivo, di una rete di partner che condividono degli obiettivi, dei valori e che hanno portato proprio al suo arrivo qui, ma non è tanto soltanto l'arrivo di Divine in Italia, in particolare a Verona, ma creare questa rete di soggetti che la possano accompagnare, supportare proprio verso un percorso di inclusione e di integrazione in Italia. Come a livello nazionale anche qui a Verona noi diamo un supporto economico e un supporto sull'integrazione sul territorio, dando accesso alle attività, ai servizi sul territorio e collaborando logicamente con i partner e dividendoci le mansioni e soprattutto aiutando lo studente a creare una rete al di fuori dell'università, proprio per poi integrarsi nel territorio. Con Divine poi è stato un po' forse anche emotivamente importante, visto che c'è anche un bambino che la supporta e da parte nostra, insomma, soprattutto dalle mie colleghe, è stato molto bello lavorare così, perché non c'era solo la parte universitaria di integrazione per lei, ma anche tutta la parte legata al futuro del bambino qui. A Verona vi sono 11 lauree magistrali internazionali erogate in lingua inglese. Divine è stata inserita in un corso di laurea magistrale internazionale con buonissimi risultati. L'università in questo caso di Verona è stata molto attenta negli ultimi anni agli studenti afghani che fuggivano dall'Afghanistan, è stata molto sensibile e attenta nei confronti degli studenti che scappavano dall'Ucraina. Il diritto allo studio è sancito nella nostra Costituzione per quanto riguarda gli italiani, però è chiaro che in una forma più globale noi cerchiamo di dare una mano anche a livello internazionale, mondiale, poi gli attori di questa convenzione e il fatto di aiutare dei rifugiati politici ci ha messo nelle condizioni di trovare le risorse per garantire in questo caso alla studentessa Divine la possibilità per 30 mesi di avere un alloggio anche con il proprio bambino e anche un pasto giornaliero. Il progetto Unicore nasce come un progetto tra molti partnership, il primo dei quali è Caritas italiana, la quale poi coinvolge anche le Caritas diocesane, quindi Caritas veronese. Quindi per noi è importante l'accoglienza della persona, ma è importante anche che questa accoglienza diventi uno stimolo di crescita per il nostro territorio, per le nostre comunità, per i nostri volontari. CESTIM è presente a Verona dal 1990 proprio per favorire i processi di inclusione dei cittadini stranieri e degli immigrati nella nostra provincia, e abbiamo supportato Divine nel suo percorso di apprendimento della lingua italiana. Questo è un progetto che ci è sembrato particolarmente interessante e meritevole, perché ha una valenza sia sociale che
anche di carattere culturale e quindi è proprio tutto tondo, no? E auspichiamo che con questo progetto la studenta possa non solo migliorare la sua vita ma anche quella del paese di provenienza. Credo che questo del progetto Unicore sia uno dei percorsi più inclusivi, onde consentire appunto a cittadini stranieri che non hanno la possibilità nel proprio territorio di poter accedere all'istruzione superiore, e quindi è stato per noi un po' come realizzare quegli scopi e quegli ideali che abbiamo anche nell'esercizio della nostra professione. Facciamo parte della rete e riteniamo che sia importante far parte di questa rete perché è un segno significativo non solo per la persona che è coinvolta, ma è significativo anche per la nostra società. È il segno di come possiamo accogliere insieme persone che arrivano da altri contesti. Colui che è più vicino a Dio è colui che è più vicino alle sue creature. Per questo l'intento e lo spirito del coinvolgimento in questo progetto qua è quello di essere a servizio del più debole, in questo caso qua dei studenti che cerchiamo di contribuire noi con tutte le altre associazioni per fare un percorso di studio. Ecco, questo è lo spirito. Poi il nostro contributo, la disponibilità è quella della traduzione, quella dell'accoglienza, ecco, in varie strutture eccetera, e grazie a Dio al momento l'università e gli altri colleghi che hanno partecipato hanno fatto molto di più, per questo c'era proprio questa sinergia che ci ha aiutato un po' ad essere un po' insieme. Ecco. Il nostro contributo è stato quello di dare la disponibilità a Divine e agli studenti che ci sono stati e che continueranno ad essere, di offrire la possibilità di conoscere la nostra realtà e di fare delle ore nella nostra fondazione, soprattutto nel Museo Africano. Il Museo Africano offre agli studenti la possibilità di interagire e aiutarci anche a capire dal vivo quello che è il senso di avere un'interazione tra culture. Noi crediamo in questo vivere insieme, in questo ascoltare le parole che vengono dall'Africa, perché il nostro specifico non è quello di parlare di Africa, ma lasciar parlare l'Africa.